buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato qui a un evento così importante, un anniversario così importante. Saluto tutti, saluto le autorità, i rappresentanti delle istituzioni e il Presidente Mattarella, il Presidente degli italiani e soprattutto dei valori, i nostri valori. Allora io quello che vorrei raccontarvi oggi è una storia che mi riguarda personalmente come riguarda molti di voi. Io da bambino, quando mio padre era in viaggio all'estero come corrispondente per fare dei servizi televisivi, ricevevo ogni tanto delle lettere, a volte dei pacchi, era sempre una gioia, era un po' come aprire un regalo sotto l'albero di Natale. Sì, perché i tempi sono cambiati, ma in passato non c'era il web, non c'erano gli SMS, non c'era neanche tanto, magari un telefono che funzionasse, bisognava digitare, mettere magari un gettone, quindi una lettera, un pacco che aveva un valore enorme, che magari i giovani di oggi conoscono meno. Comunque per me era un grande momento di gioia. L'arrivo di un pacco mi faceva sentire una persona lontana come mio papà più vicino, ma anche aprendo un pacco oppure anche leggendo una cartolina scoprivo dei luoghi lontanissimi e mi spingeva a conoscere meglio il paese da dove veniva questa lettera o questo pacco. Ora io sicuramente prossimamente, magari proprio domani, invierò un pacco, spedirò un pacco e fortunatamente oggi posso anche prenotare con un clic al telefono, diciamo, il mio turno alle poste. In passato forse molti di voi ricorderanno c'erano delle file, però c'erano delle file con le quali si faceva conoscenza, a volte si dialogava, era un modo anche per sentire gli altri molto vicini. Ora chiaramente il tempo, la società, l'utilizzo del tempo sono molto cambiati, tutti corriamo molto veloci e anche le poste italiane si sono, diciamo, dotate, si sono adattate ai tempi. Diciamo è qualcosa che è avvenuto negli ultimi 160 anni, lo avete visto nel filmato che era lì alle mie spalle. Ora, naturalmente quando io entrerò dentro l'edificio postale per portare un pacco o una lettera, certamente rimarrò stupito anche dalla bellezza della struttura, sì, perché noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove la bellezza è ovunque, nelle piazze, nei locali dove ci troviamo con gli amici, andiamo a mangiare. È una nazione dove la bellezza risplende sempre. E nella nostra bellissima Italia, bene, anche alcuni edifici postali lasciano veramente sbalorditi. Se penso ad alcuni edifici postali in Italia mi vengono in mente davvero dei piccoli musei, per esempio quello di piazza San Silvestro a Roma, quello di La Spezia, quello di Palermo. Ma oltre alla bellezza, quando entriamo nei vari edifici delle poste, pensiamo anche ad altre cose più semplici, ai risparmi, ai sacrifici di tutti quegli italiani che, mettendo da parte appunto dei risparmi, del denaro, hanno visto poi realizzare un sogno, magari quello di una prima casa, oppure hanno potuto permettere ai figli di studiare. Insomma, magari anche una raccomandata per iscriversi a un concorso pubblico, oppure una lettera mandata a una persona amata. Quindi questi edifici sono come degli scrigni di emozioni, di storia, di famiglia. Ora guardate, questa è una buca delle lettere, ormai non ce ne sono più così, però magari qualcuno le ha viste ancora, ce n'erano, almeno io ne ho vista qualcuna ancora in qualche luogo, e la stessa immagine di una buca delle lettere evoca delle sensazioni forti, sì, perché da questa piccola fessura ci sono due gioie, quella di comunicare una notizia, ma anche il piacere dell'attesa di chi la riceverà. È incredibile, è un oggetto, eppure carico di umanità e di emozioni. È un gioco di rimando pratico ed emotivo che si perde nella notte dei tempi, perché da sempre l'uomo ha avuto sempre l'esigenza di comunicare, ma di comunicare rapidamente. Non ci pensiamo mai, ma per esempio, facendo un po' un salto nel tempo, nell'antico Egitto i funzionari dei faraoni usavano delle imbarcazioni per navigare non sul web ovviamente, ma sul Nilo, e trasportare informazioni scritte, magari
magari su papiri, in luoghi lontani da quelli del potere centrale. E poi andando dietro nei secoli, arriviamo chiaramente all'antica Roma, dove, pensate, fu proprio Augusto a inventare diciamo il cursus publicus, è un'organizzazione in fondo di servizi postali, cioè una rete di posta statale, ma fisica, come queste strade, e i messaggeri le percorrevano e venivano chiamati tabellari, andavano a cavallo e riuscivano a coprire in brevissimo tempo delle distanze enormi. E le lettere allora erano spesso delle tavolette con uno strato di cera su cui era inciso un testo, così viaggiavano. Però guardate, se vi capita di vedere una immagine da satellite dell'Europa di notte, vedrete che ci sono tutte le strade illuminate con le città illuminate. Quella lì è la rete stradale romana in molti casi, era un web dell'antichità su cui viaggiavano le stesse cose, messaggi, commercio, idee, religioni, tutto. Ora, naturalmente, poi i tempi sono andati avanti e questo oggetto ci dice una cosa molto importante, perché nel corso del tempo c'è una figura che predomina su tutte quelle che l'hanno preceduta, il postino. Il postino in bicicletta, e tutto questo ci richiama, insomma, ci vengono in mente tante cose, anche nel mondo del cinema soprattutto. Ora, questo però ci richiama anche un mondo squisitamente provinciale, perché se nelle grandi città i postini che usavano queste biciclette, si confondevano nel traffico, cioè nei piccoli centri invece no, il postino era qualcosa di importante e arrivava, era un punto focale, insomma, nelle vie, nelle piazzette, e arrivava con queste grandi cartelle di cuoio ricolme di documenti, lettere, e io mi sono sempre chiesto, perché li avevo visti come molti di voi, ma quando aprono queste borse come fanno a non cadere tutto? Mi sono sempre chiesto, sono enormi, e poi tirava fuori da questa cartella di cuoio una lettera come verso di te, ed era come se in quel momento il mondo si fosse accorto di noi, come speciale, persino inammissibile, doveva sembrare una signora di nome Domenica Angela, che negli anni 50 in grembiule d'ordinanza e su una bicicletta come questa consegnava la posta in un paesino in provincia di Bergamo. Ora, lei scandalizzò molto il parroco, i benpensanti, era un'epoca diversa dalla nostra, ma ha ispirato suo figlio, e sapete come si chiamava suo figlio? Felice Gimondi, che sulla bicicletta non consegnerà lettera, ma riuscirà a vincere il Giro d'Italia e il Tour de France. Ora, non aveva le ruote, ma di strada ne ha fatta certamente tanto. Quell'oggetto che vedete qui, questo è un altro tassello di questo racconto molto importante. Questo è una sorta di ufficio di posta militare da campo. Qui vedete solo una parte, in realtà si componeva di 4 grandi scatole, casse di legno con sgabelli, piani d'appoggio eccetera, che una volta aperti si trasformavano davvero in un piccolo ufficio postale. Allora immaginatevi le lettere, timbri, calamai, c'era anche una bilancia per pesare i pacchi e le missive. Ora, vennero utilizzati durante la prima e la seconda guerra mondiale e si trovano ovunque ci fossero delle truppe. Ora lo sappiamo, le guerre sono davvero atroci, ne abbiamo l'ennesima conferma proprio da più di 2 mesi e vediamo delle immagini che ogni giorno ci fanno riflettere sul senso della vita, soprattutto sulla sua fragilità. Non riusciremo mai veramente a comprendere davvero il dolore che si prova quando si perde un parente sotto le bombe, quando si vede la propria casa, il proprio mondo crollare, però possiamo immaginare cosa significa per un soldato o una soldatessa e per chi li sta aspettando a casa ricevere una lettera di conforto o un pacco postale. Ora, questo servizio delle poste militari ha permesso a migliaia di persone di tenere viva la speranza, la possibilità che dopo l'orrore potesse arrivare di nuovo la luce, l'abbraccio della persona amata. La persona amata, certo, ma certe lettere erano anche amare perché hanno gettato la disperazione in certe famiglie, oppure hanno riempito di gioia chi temeva il peggio. Quindi vedete, le lettere non sono solo oggetti, sono pezzi di cuore, pezzi di vita che viaggiano. Ora, bisogna dire che certamente in tutta questa serie di oggetti che vedete c'è la vita. Ora io
magari ci sono persone come voi e me, e io domani magari andando alle poste e consegnando un pacco, chi lo prenderà dall'altra parte quasi certamente sarà una donna, perché appunto fanno parte delle poste e sono praticamente la metà del corpo, diciamo, degli impiegati, di chi lavora nelle poste, costituito da donne. Quindi c'è anche sempre, non bisogna mai dimenticare questo aspetto che coinvolge la nostra società, le nostre famiglie, le attraversa completamente. E allora è facile immaginare che quando si spedisce un pacco, è facile immaginare il suo sorriso, ma tutto sommato occuparsi della felicità di qualcuno è sempre una cosa molto bella, vero? Ma se quel qualcuno oggi ha perso tutto, allora diventa veramente necessario, mai come adesso, ogni nostro gesto e pensiero dovrebbero gravitare intorno a un concetto, che tutto alla fine obbedisce all'amore, anche se le bombe provano a dimostrarci il contrario. Grazie.